C'era uno, si vede nell'angolo della casa, è venuto dentro, mi ha tappato la bocca, mi ha puntato la pistola, mi ha rotto la testa. Nel racconto di Vittoria Zennaro, pensionata settantenne di Boyon, le ore drammatiche della violenta rapina armata subita in compagnia del marito Giancarlo Paggerin, 73enne, malato di Alzheimer, sabato pomeriggio scorso. Si tratta del quarto assalto subito in casa, il penultimo appena 30 giorni fa. Un mese fa, giusto sabato, sono venuti qua. Hanno rotto i vetri, per fortuna un amico qua ha visto sopra e ha detto: cosa fai? E sono scappati. Sabato scorso, alla vigilia di Pasqua, l'ultima aggressione andata in porto, violentissima, con l'anziana picchiata al volto con il calcio della pistola e in balia dei ladri nella sua casetta di via Villa, in pieno centro a Bojon di Campolongo Maggiore. A soccorrere la donna, allarmato dalle urla, il marito, sceso di corsa dalla camera da letto al piano di sopra: se sapevo, portavo giù con me la mia pistola e sparavo, dice oggi. Se che c'è buona pistola scazzea che ha avuto sopra, tiriamo fuori la pistola che da una pistola. Sabato pomeriggio alle 14 i ladri in due hanno agito sicuri, sapevano dove colpire, sapevano che il bottino, 30.000 euro in contanti, l'eredità della vecchia mamma erano nascosti nei due barattoli in cucina. Ha rovesciato tutto e ha portato via. Ha portato via. Vittoria ora ha paura, ha visto in pieno volto uno dei due banditi. È venuto giù, quello magro, che avrà avuto sui 23 anni, 22-23 anni, e è scappato, però quello dietro di me non l'ho visto perché era a spalle. Siamo impreparati oramai allo sbando, il commento rassegnato del primo cittadino. Fa sentire il peso anche di una situazione che veramente sembra quasi fuori controllo. A volte pensi che nel proprio paese certe cose non possono succedere. Due persone che vivono la loro vita in tranquillità, che subiscono così anche con una certa violenza un ingresso nella propria abitazione, è qualcosa che deve veramente scuoterci e deve attivarci in tutti i modi.